Alleluia, alziamoci per adorare il nome di Re che vive tra di noi. Alleluia.
Cantiamo ancora una volta il ritornello. Dio per noi combatti, crolla ogni fortezza. Facciamo insieme. Dio per noi combatte, crolla ogni fortezza, il suo regno avanza, Satana è sconfitto, la Chiesa. Dio Per noi combatte, suo regno. Satana è sconfitto nei nomi di Gesù. La Chiesa griderà. Ancora, ancora. Dio per noi combatte. Il suo regno avanza, Satana è sconfitto nei nomi di Gesù. La Chiesa. Io vivrò, non morirò, la tua potenza vive in me. Son libero nei nomi di Gesù. Io vivrò, non morirò, ti loderò e dichiarerò che vive in me, guarito sono. Alleluia. Applaudo il nome del Signore. Alleluia. 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 Siete animati per vivere ciò che Dio ha per te oggi? Perché sei qui oggi? Perché sei qui oggi? Oggi noi siamo qui per vedere la manifestazione da gloria di Dio in mezzo a noi, amen? La presenza di Dio che si muoverà in mezzo a noi. Allora prepara il tuo cuore, prepara la tua mente per ciò che Dio c'è da fare oggi qui. Amen, io ti invito ad alzare la tua mano, alza la tua mano, muoviti nel tuo posto. Comincia a clamare il nome di Gesù, comincia a dichiarare il nome di Gesù, comincia a dire perché sei qui oggi. Padre, nel nome di Gesù, Signore, noi siamo qui oggi, Signore, per adorare il tuo nome, per innalzare il tuo nome, per rendere a te adorazione, Gesù. Noi siamo qui oggi, Signore, per vedere i cieli scendere in questo luogo. Noi siamo qui oggi per vedere la manifestazione della tua presenza in mezzo a noi. Noi siamo qui oggi, Signore, per lodare, Signore, lodare così forte, Signore, che i cieli si apriranno in questo luogo. Padre, nel nome di Gesù, Signore, che ogni pensiero che ti disturba, ogni pensiero che ci porta fuori di questo luogo, ogni pensiero che, Signore, che ci distrae dalla tua presenza, Signore, sia banito dalla nostra mente, sia schiacciato via dalla nostra mente, nel nome di Gesù, e che noi possiamo sentirci liberi, che noi possiamo sentirci liberi, che noi possiamo sentirci liberi, liberi per adorare il tuo nome, liberi per glorificare il tuo nome, liberi per lodarti, Signore, liberi per adorarti, Signore. Che il tuo Spirito Santo cominci già a muoversi in mezzo a noi, che la tua presenza cominci a muoversi in mezzo a noi, la tua Chiesa si alza insieme, la tua Chiesa adora insieme, la tua Chiesa prega insieme, Signore, e è nel tuo nome, e è per il tuo nome, Gesù, che noi siamo oggi qui, Signore, è per il tuo nome, Gesù. Tutto oggi qui perché voglio sentire il tuo potere, ora vieni e riempimi, il mio cuore è per te, ascoltare la tua voce, la tua gloria contemplare, ora vieni
ascoltare la tua voce, la tua gloria. Oggi noi siamo qui con la sete di te, vieni oh Dio, riempi tutto oggi qui, perché voglio sentire il tuo potere, ora vieni, riempimi, il mio cuore è per te, ascoltare la tua voce, la tua gloria contempla, ora vieni, riempimi, il mio cuore è per te, ascoltare la tua gloria contempla. Tu hai l'onore, la potenza e la potenza per sempre a me, per sempre a me. Tu hai la gloria, tu hai l'onore e la potenza per sempre a me. Dichiara che è sua tutta la gloria. Tu hai la gloria, tu hai l'onore e la potenza per sempre a me. Tu hai la gloria, tu hai l'onore, la potenza e la potenza per sempre a me, per sempre a me. Tu hai la gloria, tu hai l'onore e la potenza per sempre a me, Signor. Tu hai la gloria, tu hai l'onore e la potenza per sempre a me, Signor. Ora vieni, riempimi, il mio cuore è per te, ascoltare la tua voce, la tua gloria contempla. Ora vieni, riempimi, il mio cuore è per te, ascoltare la tua gloria. Ora vieni, riempimi, il mio cuore è per te, ascoltare la tua voce, la tua gloria. Tu hai la gloria, tu hai la gloria, tu hai l'onore e la potenza per sempre a me. Tu hai la gloria,
l'onore e la potenza per sempre, amen. Tu è la gloria, tu è la gloria, tu è l'onore e la potenza per sempre, amen. Tu è la gloria, tu è l'onore e la potenza per sempre, amen. Signore, ora vieni, riempimi, il mio cuore è per te. Ora vieni, riempimi, il mio cuore, ascoltare la tua voce. Questo cuore è per te, Gesù. Spirito Santo, Spirito Santo, Spirito Santo, Spirito Santo, Spirito Santo, Spirito Santo. Spirito Santo, Spirito Santo. C'è un cuore che sia grato, le parole non basteranno mai per esprimerti gratitudine. Questo canto mio finirà mentre tu, mio Dio, mai la fine. Cantiamo ancora dall'inizio le parole. Le parole non basteranno per esprimerti gratitudine. Questo canto mio per tu finirà mentre mai una fine avrai
so che meglio da offrire ad un re è un cuore che canta alleluia, alleluia. Le parole non basteranno mai per esprimerti gratitudine. Questo canto mio presto finirà, mentre tu, mio Dio, mai una fine avrai. Le mie mani alzerò e loderò ancora te, perché ciò che ho è un alleluia, alleluia. Sarà poco ma so che meglio da offrire ad un re è un cuore che canta alleluia, alleluia. Le mie mani alzerò e canterò ancora te, perché ciò che ho è un alleluia, alleluia. Sarà poco ma so che meglio da offrire ad un re è un cuore che canta alleluia, oh anima mia, non devi temere più, canti saprai che vivi un leone all'interno di te, alzati loda Dio. Oh anima mia, non devi temere più, canti saprai che vivi un leone all'interno di te, alzati loda Dio. Oh anima mia, non devi temere più, canti saprai che vivi un leone all'interno di te, alzati loda Dio. Oh anima mia, non devi temere più, canti saprai che vivi un leone all'interno. Alzati! Ancora, dichiari questo. Oh anima mia, non devi temere più, canti saprai che vivi un leone all'interno. Alzati loda Dio. Ancora. Oh anima mia, non devi temere, canti saprai che vivi un leone all'interno. Alzati loda Dio. Le mie mani alzerò, perché ciò che ho è un alleluia.
lui è un cuore che canta. Oh anima mia, non devi temere più, che saprai che vive un leone all'interno. Alzati, loda Dio. Oh anima mia, non devi temere più, che saprai che vive un leone all'interno. Alzati, loda Dio. Le mie mani alzerò e loderò ancora te. Perché? Perché ciò che ho è un alleluia. Alleluia. Sarà poco ma so che meglio da offrire ad me. È un cuore che canta alleluia, alleluia. Oh anima mia, non devi temere più. Oh anima mia, non devi temere più. Non devi temere più. C'è un leone che abita dentro di te. Alzati e loda il Signore. Alzali in mezzo alle affronte, alzali in mezzo alle difficoltà. Alzati. C'è un leone dentro di te. Oh anima mia, non temere più.
voglio conoscerti. Sopra dentro me, fai ciò che vuoi, fai ciò che vuoi in me, come un fuoco che brucia dentro me, fai ciò che vuoi, fai ciò che vuoi. Il Vangelo di Giovanni ci racconta un episodio in cui i discepoli di Giovanni Battista vanno da lui e gli dicono: quell'uomo che hai battezzato quella volta, quel Gesù, sta battezzando più persone di te. Come può permettersi di fare quello? E Giovanni guardò quei discepoli e gli disse: c'è bisogno che lui cresca e che io diminuisca. Io mi devo arrendere a lui. E questo è quello che tutti quanti noi dobbiamo fare: arrenderci a Gesù, che lui cresca nella nostra vita e che noi possiamo diminuire, che noi possiamo arrenderci veramente completamente a lui, lasciando da parte ogni nostro egoismo, ogni nostro desiderio, ogni nostra volontà, per fare la sua volontà, per fare i suoi desideri, per compiere i suoi piani, per vivere interamente per lui. Che lui cresca nella nostra vita, che lui cresca in questa chiesa e che noi diminuiamo. Che oggi noi, che magari siamo venuti qua per ricevere qualcosa da lui, possiamo dire: Gesù, io sono venuto con questa aspettativa, io sono venuto con questo proposito, io sono venuto per questo, ma io mi arrendo alla tua volontà. Fai la tua volontà questa sera nella mia vita.
Forse io sono venuto per ricevere una guarigione, ma se quella che tu vuoi darmi è una parola di esortazione, esorta la mia vita. Forse io sono venuto per ricevere consolazione, ma se hai qualcos'altro da darmi oggi, fai sì che la tua volontà sia fatta. Io mi arrendo completamente a te, affinché io, i miei desideri, i miei piani possano diminuire e tu possa crescere nel mio cuore. Tu possa crescere nel mio cuore. Siamo venuti qua per compiere la sua volontà questa sera. Questo deve essere il tuo pensiero. E siamo venuti qua per essere trasformati da Lui secondo quello che Lui desidera e non secondo quello che noi desideriamo. E siamo venuti a ricevere le benedizioni che Lui ha per noi e non quelle che noi vorremmo per noi stessi. Siamo venuti qua per diminuire. Siamo venuti qua per inginocchiarci. Siamo venuti qua per arrenderci totalmente a Lui, affinché Lui possa crescere oggi e sempre nella nostra vita. E voglio invitarti a dichiarare ancora questo con forza. Dichiaralo per te, dichiaralo al tuo cuore, dichiaralo alla tua anima, al tuo spirito. Obbliga il tuo spirito oggi ad arrenderti davanti al signorio di Cristo e poi dichiaralo a Lui dicendo: io mi arrendo a te, io mi arrendo completamente a te. Io voglio inginocchiarmi, io voglio diminuirmi, io voglio abbassarmi davanti a chi tu sei nella mia vita. Dichiara questo con potenza, con forza. Dichiaralo questo con tutto l'ardore che hai in corpo. Convinci il tuo ego ad arrenderti completamente al signorio di Cristo questa sera. Dichiara a te stesso che io diminuisca, che io rimpicciolisca e che Lui venga a crescere nel mio cuore. E poi dichiaralo a Gesù: mi arrendo a te, vieni a crescere nella mia vita, vieni a crescere nel mio cuore. Infondi a me uno spirito nuovo, infondi in me un cuore nuovo, infondi in me i tuoi piani, infondi in me i tuoi progetti, infondi in me la tua volontà e fai di me ciò che vuoi. È per questo che sono qua. Crescere dentro di me, mostrati a me, fatti conoscere da me, affinché io possa adorarti veramente per chi tu sei. Fammi scoprire la tua bellezza, affinché io possa adorarti veramente per chi tu sei. Io mi arrendo a te, vieni a crescere nel mio cuore, vieni a crescere in questa chiesa e fai di questa chiesa il tuo regno. E fai di questa chiesa la tua volontà. Per questo ti prego nel nome di Gesù. Amen. Amen.
Amen. E quanto più noi diminuiamo, quanto più Dio può lavorare in noi. Quanto più noi ci abbassiamo, quanto più Dio può innalzarci a suo tempo. Umiliatevi davanti a Dio e Lui vi innalzerà. Questa è la promessa che la sua parola ci lascia, che noi possiamo diminuire affinché Dio, il suo Spirito, possa crescere dentro di noi. Amen. Facciamo un applauso al nostro Signore. Possiamo accendere le luci alcuni minuti in questo momento. Amen. Vi chiedo di sedervi alcuni minuti, diamo alcuni avvisi prima di proseguire, e che questo sentimento di arrenderci, di diminuire davanti a Lui possa restare in noi tutta questa serata, affinché per mezzo della parola che sarà predicata Lui possa lavorare e agire veramente nei nostri cuori. Avvisi per questa settimana: domani abbiamo il nostro B-Brazer. Molto bene, tutti gli uomini qua, domani sarà una mattinata per noi alle 9, a partire dalle 9 di mattina fino alle 11:30, saremo qua con tutti gli uomini fino alle 11:30, perché dopo le 11:30 dobbiamo cominciare a far andare via le persone per tornare a casa a portare una bella feijoada. Domani abbiamo la feijoada. Tu che hai già prenotato la tua o le tue porzioni, molto bene, ma se ancora non l'hai fatto, è stata fatta un po', sono state fatte alcune porzioni in più, quindi ancora questa sera puoi parlare con la Thai. Dov'è la Thai? C'è la Thai? Alza bene la mano, Thai. Ok, parla con la Thai per poter prendere le tue porzioni. Così domani c'è il B-Brazer, alle 11:30 finiamo, consegniamo le porzioni della feijoada e dopo potete tornare a casa dalle vostre famiglie a fare un bel pranzo insieme. Prossimo avviso: veglia dei giovani sabato 21, quindi della settimana prossima, dopo il culto, Awaken. Molto bene, tutti i giovani, ma non solo i giovani, è organizzata dai giovani, ma chiunque si voglia fermare in chiesa sabato prossimo. Finirà il nostro adorarti come sempre verso le 10, poi mangeremo qualcosa qua, come al solito avremo il nostro momento di comunione. Alle 11:30 comincerà la veglia fino all'ora che lo Spirito Santo vorrà condurci, quindi tutta la chiesa può rimanere qua a partecipare di questo tempo di adorazione, di ricerca, di profondità dello Spirito Santo. Prossimo avviso: voci nel silenzio. Il nostro teatro musical di Pasqua, il giorno 4 aprile, Pasqua è il 5, il 4 è sabato, al posto del nostro adorarti, o meglio non è al posto, sarà il nostro adorarti. Il nostro adorarti del 4 aprile sarà un teatro organizzato dal nostro gruppo di teatro B-Mime, e quindi tutti quanti noi siamo ovviamente invitati a venire, ma come sempre voglio esortarvi a portare questo avviso anche a quelle persone che non sono solite venire in chiesa, perché
crediamo veramente che attraverso una rappresentazione teatrale Dio possa parlare alle persone e magari le persone sono anche più invogliate a venire in chiesa a guardare una rappresentazione teatrale piuttosto che ascoltare una persona che parla per mezz'ora, 40 minuti. Quindi invitate qualcuno attraverso questo avviso di questo musical, sarà una serata meravigliosa, lo Spirito Santo parlerà sicuramente ai nostri cuori, quindi non manchiamo e sarà una serata per celebrare insieme la Pasqua del Signore. Amen. Penso che sono finiti gli avvisi. Sono finiti, ok? No, non sono finiti. La preghiera, ma siamo in preghiera da 50, la preghiera di 52 giorni, siamo in preghiera da 14 giorni. Oggi abbiamo concluso la seconda settimana di preghiera. Questa settimana è stata diretta dalle donne. Domani comincerà la terza settimana. Domani mattina gli uomini faranno la preghiera qua in chiesa, sono gli uomini che guideranno questa settimana e poi da lunedì tutti i giorni ci troveremo, sarà comunicato l'orario di preghiera sul gruppo della chiesa, tutti i giorni ci troveremo insieme su Zoom per pregare. Questa settimana sarà il gruppo B-Brazer che guiderà la preghiera. Penso che abbiamo finito, sì, grazie mille, ci possiamo alzare in piedi per piacere, così possiamo fare un momento di decime, di offerte. Tu che hai portato la tua offerta, è questo il tempo per consegnarla. Ci sarà dietro la nostra tesoriera con il post per aiutarti, ma ci sono anche le buste di missioni, carnet missionari, se vuoi fare un'offerta di questo tipo. Preghiamo insieme per le nostre offerte, per le nostre decime, quello che Dio ha messo nel nostro cuore oggi di portare alla sua casa, perché sappiamo che Dio ama chi dona con gioia. Allora, se tu hai gioia questa sera di donare, sono sicuro che Dio sarà molto, molto felice di ricevere questa tua forma di adorazione. Preghiamo insieme. Signore Gesù, benedici, Signore, queste offerte, queste decime, tutto ciò, Signore, che hai messo nel nostro cuore di portare con gioia oggi alla tua casa. E quello che ti chiediamo, Dio, è che queste offerte possano essere usate al meglio per la tua opera, affinché questa Chiesa possa continuare a crescere, possa continuare ad avanzare, possa continuare a essere sempre più rilevante, potendo far sì di raggiungere aree che oggi ancora non possiamo raggiungere, ma che sappiamo anche attraverso le finanze noi possiamo fare questo. Per questo ti chiediamo, Dio, vieni a benedire ogni offerta che oggi entrerà nella tua casa, affinché possiamo veramente compiere appieno la tua opera e la tua volontà, e che queste offerte possano così anche essere un riflesso di benedizione per ogni casa qua rappresentata. Per questo ti preghiamo nel nome di Gesù. Amen.
Amen. Tutti quanti avete già offerto. Alziamoci in piedi un attimo. Ho chiesto al pastore, non mi presenti neanche, non lo so. È sempre un motivo di molta ansia, gioia essere qui. Ma confesso che c'è sempre un timore nel cuore, c'è sempre un'ansia, se si può dire, perché sappiamo che è una grande responsabilità predicare, portare la parola in una chiesa come la nostra, dove ci sono persone molto capaci, che ci parlano ogni settimana di cose che Dio li trasmette. Quindi per me è veramente un piacere, un onore, ringrazio già i pastori. Stavolta mi ha chiamato prima, non il sabato stesso. Prima di iniziare voglio pregare con voi. Chiudete gli occhi. Signore, grazie. Signore, grazie. Grazie per la tua presenza, grazie per quello che fai per noi. Grazie perché sei sempre con noi, grazie perché ci hai creati, Signore. Grazie perché ci hai redenti, ci hai lavati, ci hai nominati come figli tuoi e per quello noi siamo qui questa sera per adorare te, lodare te e ascoltare te. E questa sera tocca a me a parlare quello che tu vuoi per la tua Chiesa. Per quello che io ti chiedo, Spirito Santo, usa me per parlare alla tua Chiesa, affinché noi possiamo ascoltare da te non quello che vogliamo, ma ciò che abbiamo bisogno di sentire da te. Non per noi stessi, ma per un cambiamento di vita che comincia dall'interno verso l'esterno. Per quello ti ringrazio nel nome di Gesù, amen. Prendi il tuo posto. Apriamo le nostre Bibbie, Esodo 3. Esodo 3. E cominciamo. Qua davanti a me ho il ragazzo più bello della chiesa. Mio figlio. Esodo 3. Leggiamo il versetto 13, 14 e 15. Mosè disse a Dio: ecco, quando sarò andato dai figli di Israele avrò detto loro: il Dio dei vostri padri mi ha mandato da voi. Se essi dicono: qual è il suo nome? Che cosa risponderò loro? Dio disse a Mosè: io sono colui che sono. Poi disse: dirai così ai figli di Israele: io sono mi ha mandato a voi. Versetto 15, Dio disse ancora a Mosè: dirai così ai figli di Israele: il Signore, il Dio dei vostri padri, Dio di Abramo, il Dio di Isacco, il Dio di Giacobbe, mi ha mandato a voi. Tal è il mio nome in eterno, così sarò invocato di generazioni in generazioni. La mia domanda oggi è: ma tu chi sei? Chi sei? Sei un nome? Perché tanti studi oggi vediamo nella tecnologia che dicono: guarda che arriverà un momento in cui prenderanno la tua memoria, metteranno su un computer e quello sarai te. Potrai vivere in eterno perché la tua memoria sei tu sei la tua memoria. Però io non sono completamente d'accordo, perché secondo me non è solo la tua memoria. Anche se tu dimentichi chi sei, hai una malattia o non lo so, per le persone all'esterno che ti guardano ancora avranno memoria di chi sei tu, quindi tu non sei soltanto una memoria. Ma tu puoi dire: ok, ma quando morirò questo corpo rimarrà qui finché non torna Gesù, quindi non ci sarò più. Allora io sono un corpo. No, non sei solo un corpo. Ma tu puoi pensare: ok, allora io sono il nome che porto, io sono Rodrigo, tu sei Enrico e così via. Ma non sei soltanto un nome, sei un insieme di cose. Tu hai un nome perché hai delle caratteristiche che sono tue. Amen? C'è solo un Rodrigo così come io, che sorride sempre, simpatico, bravo e tutto. Dov'è la moglie? La moglie mi guarda.
E la cosa interessante è che quando Dio crea l'umanità, crea il mondo, mette in ordine le cose, arriva un punto che Lui crea gli animali, lo mette sul giardino e Lui dice: aspetta un attimo Adamo, vieni qua. È il momento che tu dia nome a questi animali. Io li ho creati, gli ho messo già le caratteristiche loro, ma sarai tu a dare i nomi a questi animali. E leggiamo in Genesi 2,19. Dio, il Signore, avendo formato dalla terra tutti gli animali dei campi e tutti gli uccelli del cielo, li condusse all'uomo per vedere come li avrebbe chiamati e perché ogni essere vivente portasse il nome che l'uomo avrebbe dato. Ossia, Dio aveva creato già gli animali, ma serviva ancora un nome, quindi tu non sei solo un nome, tu non sei solo la tua memoria, tu sei tutto. Tanto che quando andremo in cielo il nostro corpo sarà glorificato, la nostra memoria ci sarà, il nostro spirito ci sarà, quindi noi siamo un insieme. Amen. Adamo guarda gli animali e la cosa interessante è quando lui vede il leone, che non aveva ancora questo nome leone, ha visto quell'animale forte, ruggente, che vibrava con il suono della sua voce. E Adamo comincia a osservare le caratteristiche di questi animali, di questo in specifico. E ha visto che questo leone aveva forza. Ha visto che questo leone aveva un comando, comandava dove lui era. E ha visto che lui provvedeva alla sua famiglia, cacciava per mangiare. E la cosa interessante è che il nome leone in ebraico è Aryeh, Aleph, la lettera Aleph, che significa forza. La lettera Reso, che io dico così, non so l'ebraico, sto leggendo così. Comando, Yod significa lavoro, provvedere, Ye significa vita. Ossia, Adamo vede le caratteristiche dell'animale e poi nomina in base alle caratteristiche che l'animale ce l'ha. Lui ha visto forza, ha visto lavoro, ha visto un cacciatore, ha visto uno imponente, ha detto questo è il leone. Il cane è la stessa cosa, cane in ebraico è Kelev. Kaf significa palmo della mano, addomesticabile. L aiuto, la V lavoro, ossia un animale domesticabile, e lui mette il nome cane. Quindi tu, come gli animali, la creazione, non sei solo un nome, non sei solo caratteristiche, sei un insieme. Amen? La cosa interessante è che non ci si può separare dalle nostre caratteristiche. Chi mi conosci, forse conosce, chi? Rodrigo, il marito di Luana, il papà abbiamo una storia, un background, delle caratteristiche che non ci si può separare da noi. Amen? È come quando andiamo all'altare per dire sì alle nostre mogli, ai nostri mariti. Quando andiamo all'altare veramente abbiamo un'illusione che diciamo sì soltanto alle cose buone di questa persona. Amen? Chi ha avuto questa impressione? E quando ti sei sposato hai detto sì pensando che solo le qualità verrebbero fuori, che le cose un po' meno belle rimarrebbero coi genitori. Funziona così? Mogli? Mariti? No, perché tu dici sì non solo a un nome, non solo alle cose buone, tu dici sì a un insieme di cose, il tutto. Quando dici sì a tutto, perché la persona è un insieme di cose e caratteristiche. Amen? Esodo 3, come abbiamo letto, c'è Mosè, ebreo, però cresciuto nel palazzo in Egitto. E lui riceve un compito di liberare un popolo, però tanto tempo dopo. Questo popolo non lo conosceva molto bene, perché lui aveva ucciso l'egiziano e così via, è scappato via, dopo Dio lo appare nella sarsa rovente, gli parla e dice: oh, io sto ascoltando il lamento del mio popolo. Io ho scelto te, Mosè, per liberare il mio popolo. E Mosè chiede a Dio: ma aspetta un attimo Dio, loro forse non sanno che io sono l'ebreo, non sanno esattamente chi sono. Come loro hanno visto che io sono cresciuto nel palazzo in Egitto. Esodo 14 dice: Dio dice a Mosè: io sono colui che sono.
dirai così ai figli di Israele, perché Mosè aveva chiesto a Dio, ma Dio, aspetta un attimo, come faccio ad arrivare a loro e dire che io li libererò dall'Egitto essendo uno che abitavo dentro l'Egitto? In nome di chi io vado a portare il tuo popolo fuori da lì? E Dio si presenta a lui come io sono. E tempo fa, qualche settimana fa, a casa nostra c'è stato lì in casa, e mi ricordo che Eto e Nawa parlavano un attimino su questo, io ero lì che ascoltavo, mi sembrava molto interessante. Che la traduzione esattamente del io sono quello che sono sarebbe più giusta se fosse io sarò quello che sarò. Io manifesterò ciò che voi avrete bisogno, ossia io sono tutto. Però la nostra traduzione perde un po' perché dice io sono colui che sono, ma no, Dio è quello che serve. Ciò che ti serve, Dio è. Amen? E quindi Mosè arriva, ma cosa dico a questa gente? Dio è quello che sono, il Dio dei vostri padri. Adamo, Abramo, Isacco e Giacobbe. Il Dio eterno, l'Io sono. La cosa interessante è che quando Dio si manifesta ad Abramo e ad Isacco, Dio, vi ricordate, mia moglie parlava un po' di questa cosa, quando Abramo prende Isacco per andare in sacrificio, e noi eravamo che discutevamo un attimo, ma pensa al dolore, portare il figlio, sapere che dovrai sacrificare. In quel momento, quando lui sta per uccidere il suo figlio Isacco, l'angelo dell'Eterno appare e dice, oh, aspetta un attimo, non serve, ho già capito, sei un uomo di fede. E Dio provvede un montone affinché lui potesse fare il sacrificio. Amen? Vi ricordate la storia, sì? E in quel passo Dio si manifesta ad Abramo come Jehovah Jireh. Perché in quel momento Dio si è manifestato come Jehovah Jireh? Cosa vuol dire Jehovah Jireh? Il Dio che provvede. In quel momento Abramo aveva bisogno di provvigione, che Dio manifestasse il suo carattere di provvedere alla situazione. Quindi il nome di Dio per quella determinata situazione era Jehovah Jireh, il Dio che provvede, perché Abramo aveva bisogno di provvigione. Giacobbe invece, quando Dio cambia il nome di Giacobbe, Dio arriva da lui e dice, guarda, non sarai più Giacobbe, lotta con Dio e tutto quanto, adesso sarai Israele. In quel momento Dio si presenta a Giacobbe come l'El Shaddai, il Dio onnipotente, perché per cambiare l'identità di qualcuno ci serve la potenza di Dio, non più la provvigione. Giacobbe non aveva bisogno di provvigione in quel momento, aveva bisogno dell'onnipotenza di Dio per cambiare la sua identità e trasformarlo da quello che, non so, una parola per il furbetto, a uno che sarebbe il padre di nazioni, il padre di Israele in poche parole. E serve cosa? L'onnipotenza, non più la provvidenza. Amen? Quindi Dio quando si manifesta e quando noi chiamiamo Dio o loro nel Vecchio Testamento, solitamente Dio appariva secondo la necessità loro, non con tutta la sua gloria, ma secondo la necessità loro. Se era di provvidenza, il Dio che provvede; se era di cambio di identità, il Dio onnipotente. Amen? La cosa interessante è che quando Mosè arriva davanti al faraone e dice, guarda, l'Io sono mi ha mandato, lui non ha soltanto presentato chi era lui, Mosè, ma in nome di chi lui stava andando per liberare quella gente. Ok? Quindi non solo dire, guarda, io faccio parte del popolo di Israele, del Dio, dell'Io sono, ma l'Io sono farà quello che sarà necessario affinché noi saremo liberati.
Quindi io sono autorizzato dal Padre di Israele per venire da voi. Quindi il nome non è soltanto per identificarti, ma a volte anche per autorizzarti a fare nel nome di qualcuno. Mosè aveva bisogno dell'autorizzazione del Padre di Israele, del Dio di Israele, per andare dal faraone. Non poteva andare, guarda, io sto venendo nel nome mio, Mosè. Non funzionerebbe. Io vengo nel nome di Dio, io sono. La cosa interessante questa settimana è stato il compleanno di Matteo. Dopo alla fine lo porteremo qua per cantare tanti auguri. C'è stato anche il compleanno di mio papà ieri. E martedì, che era il compleanno di Matteo, c'erano i miei a casa mia e i suoceri. E abbiamo cominciato a raccontare delle storie a mio papà di quando ero piccolo e via. E mi sono ricordato di una storia che lui, quando lavorava, e lui e mia mamma, lasciava io e mia sorella, io ho una sorella più grande di me, e ci lasciava a casa da soli per lavorare. Però c'era un supermercato vicino a casa nostra, in cui lui lasciava un conto aperto e diceva a me e mia sorella: guarda, noi andiamo al lavoro, se vi serve qualcosa andate lì al supermercato, prendete quello che vi serve, che alla fine del mese io pago il conto. Non so come si chiama qui, un credito, un chiodo, qualcosa del genere, lasciare un conto aperto da qualche parte. E quindi mio papà faceva questo. Infatti lui ci prendeva in giro, perché quando andava a pagare il conto, lui leggeva quello che avevamo preso, era solo cosa necessaria, salutare, patatine, cioccolati, succhi, biscotti, tutto ciò che... Ecco, perché lui non lasciava un limite, diceva soltanto, la mamma sì, perché le mamme sono più, sai, brave. Ma lui diceva, prendete quello che vi serve. Ma cosa serve a noi piccoli adolescenti? Cioccolati, le patatine. E noi andavamo a prenderli. E alla fine del mese mio papà pagava quel conto. Però la cosa bella è che quando arrivavo al supermercato io prendevo quello che volevo, arrivavo alla cassa e la signora diceva: ma è $20, €20, quello che è. E noi dicevamo: guarda, metti nel conto. Ma nel conto di chi? Io dicevo: di Teodoro da Silva Daniel, che è il nome di mio papà. E lei diceva: ah, Daniel, ok, quello che vende il pane, perché mio papà faceva questo lavoro. Ok, allora sei autorizzato. Perché lei conosceva mio papà, le caratteristiche che lui ce l'aveva e ce l'ha, e autorizzava io a prendere ciò che mi serviva, grazie al nome del mio papà, non a nome mio. Quindi io andavo, prendevo patatine, cioccolati e via, e mio papà a fine del mese andava a pagare, e lei lo sapeva perché conosceva mio papà. Noi non eravamo in grado di gestire le nostre proprie necessità, neanche i soldi forse in quel momento, ma lei si fidava del nome di mio papà che era scritto sul quaderno: Teodoro da Silva Daniel, ha autorizzato che loro prendano questo secondo la loro necessità. E Mosè più o meno è così che agisce. Dio nel Vecchio Testamento più o meno agisce così. Nel nome suo, dipendendo dalla necessità del suo popolo, lui si manifestava. Amen. Neemia è un esempio di questo. Quando Neemia, abbiamo letto e studiato e sentito predica anche quest'anno, ha fatto preghiere sul Neemia, ricostruzione, e torniamo da Neemia perché è fantastico. Neemia è un esempio. Quando il re vede che lui è triste, lui comincia a raccontare la storia com'è Gerusalemme, che lui vorrebbe tornare là, sistemare il muro, tutto quanto. Però Neemia non era a Gerusalemme, era da un'altra parte, che c'era un re, il suo re in quel momento. Quindi lui cosa chiede al re? Neemia 2, versetto 7 dice: se il re è disposto, mi si diano delle lettere per i governatori d'oltre il fiume affinché mi lasciano passare ed entrare in Giuda. Versetto 8: è una lettera per Asaf, guardiano del parco del re, affinché mi dia del legname. Ossia, Neemia doveva andare a Gerusalemme, ma per riuscire a fare quella strada aveva bisogno dell'ok del re. Doveva avere una lettera che autorizzava Neemia a trascorrere, a percorrere quel cammino. Quindi non era per il nome suo, anche se lui era molto bravo,
come vediamo nel libro di Neemia. Ma il re doveva autorizzare che lui passasse su quella strada, e non solo, autorizzare anche che lui prendesse della legna se servisse. Quindi Neemia aveva bisogno di un'autorizzazione per usare il nome del re. Più o meno come me aveva autorizzazione di mio papà. Nel mio caso, di mia sorella, era saziare la nostra fame. Non direi fame, perché, come ho detto, tutto quello che volevamo, i cioccolati, ma era bella. E quindi noi potevamo usufruire di questo nome, del nostro papà. Esodo 3, versetto 7 e 8. Il Signore disse: ho visto l'afflizione del mio popolo che è in Egitto, e ho udito il grido che gli strappano i suoi oppressori. Infatti conosco i suoi affanni. Io sono sceso per liberarli dalla mano degli egiziani, per farlo salire da quel paese, in un paese buono e spazioso, in un paese in quale scorrono latte e miele. Quindi Mosè arriva, dice: oh, io sono mi ha mandato. Durante tutto il percorso di 40 anni Dio si è manifestato in tutti i modi che loro avevano bisogno. Perché in quel momento loro non potevano reggere la gloria dell'Io sono tutta intera solo per loro. Amen. Quindi Lui doveva dare delle manifestazioni alla seconda della loro necessità. Non tutto insieme. Loro non reggerebbero. Come vediamo Salomone quando inaugura il Tempio e offre il Tempio a Dio, la gloria di Dio viene, riempie il Tempio e tutti quanti non riescono a stare dentro, perché la gloria di Dio era troppo grande affinché loro potessero sopportare. Davide, come conosciamo la storia, quando va a lottare con il Golia, cosa dice Davide? Tu, Golia, vieni con lancia, con armi, con quello che vuoi. Io vado nel nome del Signore degli eserciti. Signore degli eserciti, in quel momento Dio si stava manifestando come il Geova Sabaoth, il Dio degli eserciti. In quel momento non era provvigione, in quel momento non era onnipotenza, ma era il Signore degli eserciti, perché era quello che loro avevano bisogno. Amen. Nel nostro caso, arriviamo a noi, come Chiesa. Matteo 6, versetto 9. Matteo 6, 9 e 10. È Dio che insegna ai discepoli a pregare e dice: voi dunque pregate così: Padre nostro che sei nei cieli, santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, anche in terra. Amen? Quindi il nostro compito come Chiesa nella nuova alleanza non è più forse invocare le manifestazioni singole di Dio, ma come abbiamo sentito e visto e letto, è manifestare il cielo in terra. Non è più solo il Signore degli eserciti, non è più solo il Dio che provvede, ma è il cielo in terra. E tu puoi pensare: ok, ma io non mi ricordo neanche i nomi, come io non mi ricordo tutti i nomi di Dio e i significati. Come faccio io a chiedere, a pregare a Dio? Io non so neanche quale situazione io sto vivendo, non so neanche cosa veramente ho bisogno. Come ho predicato l'altra volta, non so neanche pregare come conviene. Come faccio io a identificare qual è la mia necessità? Come faccio io a identificare esattamente quale sia la mia necessità in quel momento? È il Dio degli eserciti, il Dio che provvede, il Dio che guarisce, il Geova Rafa, Geova Nissi.
E ti dico ancora di più, non sappiamo neanche come sia il nome vero di Dio. Sapete che non lo sappiamo? Perché prima che fosse scritta la Bibbia era trasmessa verbalmente, ossia non era scritto niente. Loro raccontavano uno all'altro e raccontavano tutto verbale. È arrivato il momento in cui hanno cominciato a scrivere il Vecchio Testamento, Genesi, via, la Torah e avanti. Però dove c'era il nome di Dio, loro mettevano Adonai, Signore, mettevano YHWH, che conosciamo come Yahweh. Però per dire la verità, questa è una traduzione che l'abbiamo fatta noi, perché non sappiamo come si pronuncia il nome di Dio, perché qua ci sono solo consonanti, non ci sono vocali. Quindi come facciamo a sapere che queste 4 lettere significano Yahweh, questo Yahweh? Questa è una traduzione che i massoretti hanno messo dei puntini per mettere un po' di vocali affinché noi potessimo sapere come pronunciare questo nome. Però il nome vero di Dio noi non lo sappiamo, non sappiamo come si pronuncia. Quindi non sappiamo come si pronuncia il nome di Dio, perché abbiamo Geova e va bene, non sto dicendo che non puoi. Sto solo spiegando che il nome vero, la pronuncia vera del nome di Dio noi non la conosciamo. Il Geova, il Yahweh, è tutta una traduzione affinché di riuscire a capire. E tu puoi pensare come me, ok, quindi io sono qui in questa terra, mi serve un aiuto del mio Dio, non so il suo nome, non conosco tutte le sue caratteristiche, come faccio a chiamarlo, a invocarlo, a manifestare questo cielo in terra? Filippesi 2, versetto 9, 10 e 11. Perciò Dio lo ha sovranamente innalzato e gli ha dato il nome che è al di sopra di ogni nome, affinché nel nome di Gesù si pieghi ogni ginocchio nei cieli, sulla terra e sotto la terra. Versetto 11, e ogni lingua confessi che Gesù Cristo è il Signore, alla gloria di Dio Padre. Colossesi 1, 15 e 19 dice: Egli è l'immagine del Dio invisibile, il primogenito di ogni creatura, poiché al Padre piacque di far abitare in Lui tutta la pienezza. Quindi se tu non sai quale nome di Dio hai bisogno in certe situazioni, se tu non sai pronunciare il vero nome Yahweh, quello che è, Dio ha lasciato un nome affinché noi potessimo chiamare ogni volta. E non devi sapere esattamente quello che hai bisogno in quel momento, perché in Lui c'è tutta la pienezza di Dio. Gesù Cristo manifesta tutta la gloria del Padre. In Gesù c'è tutto il compimento, c'è tutto. Lui era, Lui è e Lui sarà. Quindi tutte le caratteristiche di Dio vengono insieme quando tu chiami Gesù. Come ho dato l'esempio, quando chiami il mio nome non arriva solo le lettere scritte Rodrigo, arriva una persona con caratteristiche. Quando tu chiami il nome di Gesù, arriva la presenza del Padre, tutta la sua pienezza, tutte le sue pienezza, tutto quello che è in Dio è in Gesù. Amen. La cosa interessante questi giorni c'è sempre Sofia in mezzo alle storie, e Sofia era lì che faceva un po' non troppo brava. E arrivo a casa, la mamma dice: guarda, Sofia deve parlare con lei perché non sta obbedendo, e così. E io da papà cattivo, arriva amore. No, non sono arrivato. Ho detto: amore, guarda che la mamma ha detto che è così, non stai facendo brava. E tutto quel serio ero serio. E Sofia che mi guarda negli occhi e dice: papà,
prega per me. Ma perché? Ho detto, tu devi solo obbedire, non devo pregare. Ero già un po' arrabbiato. Lei prega affinché Gesù mi aiuti ad obbedire. Cioè, in quel momento io ho detto, no, tu devi obbedire e basta, non devi chiedere preghiera, stai cercando di sviare il discorso. E lei, papà, prega per me, affinché Gesù mi aiuti ad obbedire. E Luana fa, dai, preghiamo, io e lei siamo messi. Gesù aiuta Sofia che riesca a obbedire perché lei non sta obbedendo. E lei con la faccia così d'angelo che guardava. In quel momento ho capito, ho detto, guarda che Sofia ha già capito a quale nome deve chiamare, invocare per avere le sue necessità, affinché le sue necessità siano risolte. Sofia ha 4 anni e ha capito che se chiama Gesù viene l'aiuto. Che se chiama Gesù viene l'Onnipotente che cambia identità, che la farà obbedire nel nome di Gesù. Lei ha capito che non c'è un altro modo, che non ci sono scuse. O tu lo sei o tu chiami chi è capace, potente e sufficiente per cambiare la tua vita. O tu lo sei e nasci già bravo, che non è il nostro caso, o durante il nostro percorso in questa terra avremo bisogno di qualcuno, di un'autorizzazione per portare il cielo in terra. Ma per fare questo non è al nome nostro. Per fare questo non è al nome dei pastori o della chiesa o di quello che vuoi. Per manifestare il cielo in terra è soltanto attraverso un nome. Il nome di Gesù. Quando lui è nei Getsemani, sta per essere arrestato, arrivano le guardie e non sanno chi è Gesù perché lui era normale fisicamente. E dicono, ma dov'è Gesù? E quando lui si presenta, lui non ha detto niente di che, lui si è presentato. Io sono. Le guardie sono cadute. Perché quando lui si è presentato, la gloria del Padre è scesa in terra. Quando Gesù si è presentato, io sono, la gloria di Dio Padre è scesa in terra. Ogni volta che noi chiamiamo il nome di Gesù, noi dichiariamo il nome di Gesù, la gloria di Dio Padre si manifesta in terra. Quindi non è per la nostra bravura, non è per quello che sappiamo, ma è il nome che usiamo affinché tutto l'insieme di Dio venga e sia manifestato in questa terra. Quindi se tu hai una malattia, se tu hai un problema che io non so nello specifico, non deve neanche cervellare, cercare di capire l'El Shaddai, Gesù. Ah, ma io sono debole, io ho pensieri cattivi, strani, Gesù. Ma io ho bisogno di provvigione finanziaria, è Gesù. Io voglio vedere la mia famiglia qui in chiesa, è Gesù. Io voglio vedere i miei figli che obbediscono, è Gesù. Amen. Alziamoci in piedi. E tu come me puoi pensare, ma chi sono io per essere un rappresentante di Dio in questa terra? Non sono nessuno. Come Mosè ha detto, ma chi sono io? Chi sono io per andare dal faraone? Chi sono io per andare a liberare un popolo? Chi sono io? C'è una cosa bella che, come ho raccontato a mio papà, quando noi spendevamo, prendevamo le nostre cose, quello che avevamo bisogno, lui andava alla fine e pagava il nostro conto passato. Gesù con noi ha prima pagato e ha lasciato il conto aperto affinché tu possa usare il suo nome
per fare ciò che Lui vuole che tu faccia nella tua vita. Quindi mio papà pagava alla fine del conto. Dio si manifestava quando loro avevano bisogno. Gesù no, Gesù ha pagato prima. Prima che tu pensassi anche di esistere. Gesù è già venuto, guarda che Mattia nel 2026 avrà bisogno di questo, quindi è già pagato. Quindi tu non devi andare dal Padre più per dire, oh forse, no, Gesù. È solo attraverso il nome di Gesù. Perché quando noi riconosciamo chi Lui è, Lui riconosce chi noi siamo in Lui. E come dice Paolo, 2 Corinzi 5,20, noi dunque facciamo da ambasciatori per Cristo, come se Dio esortasse per mezzo nostro. Quindi noi siamo ambasciatore di Dio. Tu sei ambasciatore di Dio. Dove tu arrivi e tu dici, nel nome di Gesù, il cielo si manifesta. Ah, quindi posso fare quello che voglio? No. Guardate le prediche passate che stiamo sentendo in questo inizio dell'anno e capirai che non è la nostra volontà, è quello che vuole Lui, affinché il cielo scenda in terra, affinché la nostra vita sia cambiata per la gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo. Grazie papà, grazie che sei sempre con noi, grazie che ci parli. Grazie che hai già pagato il conto prima ancora che io avessi bisogno. Grazie perché io ricordo
così. Gesù sulle vette, Gesù nelle strade, Gesù sui nemici, dentro l'oscurità, sulla mia famiglia. Gesù sulle vette, Gesù. Gesù nelle strade, Gesù sui nemici, dentro l'oscurità, sulla mia famiglia, dichiara il santo nome, Gesù. Gesù sulle vette, Gesù nelle strade, Gesù sui nemici, dentro l'oscurità, sulla mia famiglia, dichiara il santo nome, Gesù. Gesù sulle vette, Gesù sulle vette, Gesù sui nemici, dentro l'oscurità, sulla mia famiglia, dichiara il santo nome, Gesù. In te potenza e guarigione, c'è vita in te, non più fortezze, splendi nel buio, un fuoco sei, in te potenza, in te. Non più fortezze, splendi nel buio, un fuoco sei, Gesù sulle vette, Gesù sulle vette, Gesù nelle strade, Gesù sui nemici, dentro l'oscurità, sulla mia famiglia. Gesù sulle vette, Gesù sulle vette, Gesù nelle strade, Gesù sui nemici, dentro l'oscurità. Dichiari questo, sulla mia famiglia, dichiari il santo nome, Gesù. In te potenza, in te potenza e c'è vita in te, non più fortezze, scendi nel buio, un fuoco sei, in te potenza c'è vita in te, non più fortezze,
tu cerchi una benedizione per la tua casa, per la tua famiglia, e vuoi chiamare questo nome Gesù che è stato predicato oggi, ti invito a venire davanti. Ti invito a venire davanti e dichiarare il nome di Gesù. In nome di Gesù su ogni oscurità. In nome di Gesù su ogni vício. In nome di Gesù su ogni cosa che distrugge. In nome di Gesù su ogni porta che si è chiusa. In nome di Gesù. In nome di Gesù sulla nostra famiglia. In nome di Gesù che può trasformare. In nome di Gesù che può cambiare. In nome di Gesù che può guarire. In nome di Gesù. Ti invito a venire davanti, fai questo passo e dichiara il nome di Gesù sulla mia famiglia, il nome di Gesù sulla mia casa, il nome di Gesù sui miei negozi, sulle porte che si sono chiuse, in nome di Gesù, il nome di Gesù, il nome di Gesù, il nome di Gesù. Rafa, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai si manifesterà. Em nome de Jesus. Yahweh, Rafa, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai se manifesterà. Cante ancora questo nome. Yahweh, Rafa, Elohim, Adonai se manifesterà. Yahweh, Signore, noi vogliamo dichiarare il tuo nome, Gesù, su ogni cosa che la tua Chiesa sta mettendo davanti a sé, su ogni difficoltà, Signore. Noi mettiamo il tuo nome, il nome che è stato predicato, il nome di Gesù. E è nel tuo nome, Signore, che noi dichiariamo alle potestà che hanno chiuso, alle potestà che hanno alzato mura, che cadranno nel nome di Gesù. Noi dichiariamo guarigione per la mente nel nome di Gesù. Noi dichiariamo guarigione dell'ansietà, della depressione nel nome di Gesù. Noi dichiariamo porte aperte nel nome di Gesù. Tutto ciò che il nemico fa per chiudere porta al popolo di Dio cada per terra nel nome di Gesù. È il tuo nome, Gesù, non è il nostro nome, è la potenza del tuo nome. Il tuo nome ci ha lasciato lì, Signore, aperto il conto perché noi potessimo, Signore, chiedere a te, Signore. E oggi come Chiesa noi chiediamo e mettiamo davanti a te, Signore, ciò che c'è nel nostro cuore, ciò che ci respinge, ciò che ci fa piangere, ciò che ci fa, Signore, essere afflitti. Il tuo nome, Gesù, può cambiare tutto. Il tuo nome, Gesù, può trasformare tutto. Il tuo nome, Signore, può guarire il nostro cuore. Il tuo nome, Signore, può guarire la nostra mente. Il tuo nome, Gesù, può trasformare la nostra famiglia. Il tuo nome, Gesù, può trasformare la nostra casa. E è per questo che noi chiamiamo il tuo nome, Gesù. Il tuo nome, Yahweh, Rafa, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai si manifesterà. Yahweh, Rafa,
Shaddai, Jireh, Adonai, si manifesterà. Catena, sciogli ogni laccio mentre ti adoro, mentre ti adoro. Fascio ogni ferita, porti guarigione mentre ti adoro, mentre ti adoro. Spesso ogni catena, sciogli ogni laccio mentre ti adoro, mentre ti adoro. Fascio ogni ferita, porti guarigione mentre ti adoro, mentre ti adoro. Spesso ogni catena, mentre ti adoro, mentre ti adoro. Fascio ogni ferita, i porti mentre ti adoro, mentre ti adoro. Spesso ogni catena, mentre ti adoro, mentre fascio ogni ferita, mentre ti adoro, mentre ti adoro. Spesso ogni catena, sciogli ogni laccio mentre ti adoro. Fascio ogni ferita, porti guarigione mentre Yahweh, El Shaddai, Adonai, Adonai, Yahweh, Yahweh, El Shaddai, Adonai, Yahweh, Yahweh, El Shaddai, Adonai, Yahweh, Yahweh, Adonai, Adonai.
ricordo di una predica di un fratello che aveva predicato un po' di tempo fa, che diceva che noi alla fine delle preghiere ci è stato insegnato a pregare nel nome di Gesù. Soltanto che noi spesso ripetiamo questo quasi come fosse una formula magica, no? Finiamo la preghiera dicendo nel nome di Gesù. Ma io credo che lo Spirito Santo questa sera, per mezzo di questa meravigliosa parola, abbia voluto ripristinare la potenza che c'è nel nome di Gesù nelle nostre preghiere. E che noi quando preghiamo veramente possiamo invocare il nome di Gesù. Quando clamiamo possiamo invocare veramente il nome di Gesù, perché non è una formula magica, ma è potenza di Dio per chiunque crede. E il nome di Gesù è la potenza di Dio per chiunque crede. E noi siamo qua a invocare questo nome, il nome di Gesù. Amen. Possiamo gridare insieme: Gesù è il mio 3. 1, 2, 3, Gesù. 1, 2, 3, Gesù. 1, 2, 3, Gesù. Il nome al di sopra di ogni altro nome. Il nome sulle nostre vite, il nome sulle nostre case, il nome su questa chiesa. Gesù. 1, 2, 3, Gesù. Facciamo un applauso a questo Gesù. Udite la voce che dice: vieni, vieni, chi ogni vita si pieghi e scendi le sue corone. Udite la voce che dice: vieni, vieni, i giovani vedranno, gli anziani sogneranno e tutta la terra sarà piena della tua gloria. I giovani vedranno, gli anziani sogneranno e tutta la terra sarà piena della tua gloria. I giovani vedranno, gli anziani sogneranno e tutta la terra sarà piena della tua gloria. Chi ogni vita si pieghi e scendi le sue corone. Udite la voce che dice: vieni, 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 chi ogni vita si pieghi e scendi le sue corone. Udite la voce che dice: vieni, Amen. Possiamo accendere le luci. Stiamo terminando questa serata. Il nome di Gesù è stato innalzato oggi nella sua chiesa. I nostri cuori sono stati mossi a ripristinare la potenza e la convinzione che c'è nel nome di Gesù, e la volontà di Dio è stata fatta. E questa è la cosa migliore che possa succedere in una chiesa. A Lui sia la gloria oggi e sempre nella nostra vita, nelle nostre case e nella sua chiesa. Amen. Amen. Dobbiamo festeggiare i compleanni di questa settimana. Prima di terminare, abbiamo un sacco di compleanni in questa settimana da festeggiare. Forza, compleanni, compleanni. Marina,
Matteo, Paulinho, Marcos, manca la Raffaella oggi. Osea, dov'è Oseas? Cadê Oseas? Murilo. Alessandra? Settimana scorsa? Ma non c'eri la settimana scorsa? Ah, puoi venire allora. Qualcun altro? Aumir? No. Noi possiamo stendere le nostre mani verso di loro per benedire la loro vita, questo nuovo anno, augurando le migliori benedizioni di Dio su di loro. Padre, nel nome di Gesù, in questo momento mettiamo davanti a te, Signore, al tuo altare, la vita di questi nostri fratelli, di queste nostre sorelle, a cui hai dato un altro anno di vita. E quello che ti chiediamo, Signore, è che tu possa riempire questo anno con la tua gioia, Signore, con la tua allegria, con pace, con salute, con le migliori benedizioni che noi crediamo hai già preparato davanti a loro. Ma soprattutto, Signore, che la tua presenza possa accompagnarlo in ognuno dei loro giorni. Per questo ti preghiamo, Signore, nel nome di Gesù. Amen. Tanti auguri a voi, tanti auguri a voi, parabéns a você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. C'è cucina? C'è la cucina? C'è la cucina? Sì, c'è la cucina, quindi non andate via subito, fermatevi a mangiare qualcosa. Chiedo anche l'aiuto agli uomini dopo per tirare su tutte quelle sedie lì che cominciamo a preparare un po' per domani mattina. E basta. Chiediamo la benedizione di Dio anche sulla nostra vita, allora che ci accompagni in questa settimana, chiedendo anche per noi, per le nostre case, che la sua gioia, che l'allegria che viene da Lui, che la consolazione del suo Spirito possa essere sulle nostre case, che la pace che viene da Lui e che la salute possa accompagnarci, e chiediamo che l'amore di Dio Padre, che la grazia di Gesù Cristo e che la comunione dello Spirito Santo sia con tutta la Chiesa, e in quanti siamo, noi siamo uno!